Celebrata oggi a Porto Empedocle la festa della Marina Militare, cerimonia al monumento dei caduti in mare. A Pachino maxi rissa tra tunisini sfociata in omicidio, bambino di 2 anni ingerisce droga, maxi sbarco a Lampedusa in 114 dichiarano di aver pagato più di 13.000 euro a testa per salire su una lancia di legno. La provincia e l'ASAEL organizzano un convegno tematico, obiettivo potenziare il rapporto, istruzione ente locale, presente in videoconferenza l'ex ministro Fioroni. Endocrinologi a confronto ad Agrigento sugli aspetti fisiopatologici, clinici e terapia. ANAP e Confartigianato invitano la cardiologia di Agrigento a parlare di infarto e morte improvvisa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Celebrata questa mattina la festa della Marina Militare con un giorno d'anticipo. A Porto Empedocle una sobria cerimonia commemorativa ai piedi del monumento dei caduti in mare. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Antonio Ventriglia, presenti le più alte cariche civili, militari e religiose. Il servizio di apertura è di Giuseppe Moscato. La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, unitamente al gruppo ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, hanno celebrato oggi la festa della Marina Militare Italiana. La manifestazione ha avuto luogo presso il monumento ai caduti del mare nel piazzale Marinai d'Italia, cerimonia che è iniziata con il raggruppamento dei partecipanti nel piazzale con un picchetto armato che ha reso gli onori militari alle massime autorità religiose, civili e militari della provincia. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Ventriglia. È seguita la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti, benedetta dal cardinale Alessandro Damiano. Ai militari e agli intervenuti è arrivato il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina. Dopo la lettura della suggestiva preghiera del marinaio si è proceduto alla consegna delle onorificenze. Medaglia d'oro al merito di lungo comando al primo luogotenente Vincenzo Mulet, medaglia d'argento al merito di lungo comando al primo luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia. Nella sua allocuzione il comandante Antonio Ventriglia ha ricordato l'impresa di Premuda del 10 giugno 1918, quando il capitano di corvetta Luigi Rizzo e il guardia marina Giuseppe Aonzo attaccarono una formazione di navi da battaglia della flotta austro-ungarica, affondando la corazzata Santo Stefano. Oggi è una festa della Marina, ma anche la festa delle Capitanerie di Porto, perché le Capitanerie di Porto sono un corpo tecnico della Marina Militare e quindi in quanto tali partecipano attivamente alla festa della Marina, che nasce, come tutti sapete, da una delle imprese più ardite della Prima Guerra Mondiale, l'impresa di Premuda, i cui valori sono tuttora più che mai validi, cioè si esprime in questa giornata il senso di fedeltà alle istituzioni, l'attaccamento alla patria, allo spirito di abnegazione che devono sempre animare i nostri marinai, quindi sia quelli della Guardia Costiera che della Forza Armata, nell'adempimento del dovere, fino all'estremo sacrificio, se del caso. Ecco appunto, parte l'estate sicura, cosa c'è in programma? In programma c'è come al solito l'operazione Mare Sicuro, che è l'attività che viene disposta ogni anno lungo gli 8.000 km di costa nazionali, a salvaguardia della vita umana in mare e dell'ecosistema marino costiero, ed è l'operazione attraverso la quale la Marina è conosciuta presso i cittadini, non solo grazie all'operazione Mare Sicuro, ma sicuramente è l'attività che più avvicina la Marina, la Forza Armata alla collettività, in quanto noi della Guardia Costiera operiamo sul territorio, la Marina è un po' distante dalla collettività e quindi anche grazie a noi è apprezzata da tutti e conosciuta da tutti. D'oro al merito di lungo comando al primo luogotenente Mulet Vincenzo. La medaglia d'argento al merito di lungo comando al primo luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia.
I carabinieri di Siracusa, è noto, hanno fermato un ragazzo di 19 anni accusato di aver ucciso un trentenne tunisino la notte fra il 6 e 7 giugno a Pachino. Le indagini coordinate dalla procura retusea hanno ricostruito l'accaduto, la violenta rissa che portò alla morte dell'uomo d'origine tunisina. I militari hanno ispezionato l'intera area tra via Trieste e via Palestro alla ricerca delle telecamere, tracce di sangue ed altri elementi utili. Fondamentali sono stati sistemi di videosorveglianza installati nella zona, hanno permesso ai carabinieri di identificare alcune persone tutte d'origine tunisina sospettate di aver preso parte alla rissa usando bottiglie di vetro, bastoni, sedie ed altri oggetti contundenti. Da qui hanno identificato il ragazzo ritenuto il responsabile dell'omicidio e hanno cominciato le sue ricerche nell'area tra il comune siracusano ed Ispica. Ieri mattina 8 giugno hanno individuato il 19enne mentre passeggiava nel comune ragusano. Di fronte ai carabinieri ha tentato la fuga ma è stato fermato. Aveva con sé 8 grammi di hashish. Adesso il presunto responsabile si trova nel carcere di Siracusa accusato di omicidio aggravato. Le indagini vanno avanti per identificare le altre persone che hanno preso parte o assistito all'omicidio. Un bambino di 2 anni di Trapani, preda di un malore dopo aver ingerito droga, è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Palermo. Il piccolo è svenuto e i genitori lo hanno portato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. I medici lo hanno stabilizzato e poi per precauzione è stato deciso il trasferimento all'ospedale dei bambini di Palermo, dove sono stati già trattati diversi casi di bambini giunti in overdose da droga. Dopo le prime cure, le condizioni di salute del bambino sono in miglioramento, ma la prognosi è ancora riservata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani, coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo, diretta da Claudia Caramanna. La polizia ha ascoltato i genitori ed eseguito perquisizioni nella loro abitazione. Il comune di Agrigento ha installato 50 fototrappole, telecamere che filmano gli sporcaccioni della spazzatura. Il sindaco Franco Miccichè ogni settimana fornirà il report che oggi riguarda solo 5 dispositivi e dichiara: ho già dato mandato agli uffici competenti di avviare i procedimenti per il sequestro del mezzo qualora si tratti di un privato, mentre per i possessori di partita IVA scattano sanzioni penali. Vediamo. Buongiorno concittadini, da oggi voglio iniziare a trasmettervi il report, quindi con cadenza settimanale, del risultato che abbiamo ottenuto con l'attivazione delle fototrappole sul territorio agrigentino. Il report già sulle prime 5 fototrappole, che va dalla settimana dal 26 maggio al 1 giugno, ha già messo in evidenza 15 signori, tra virgolette signori, che non rispettano l'ambiente e non rispettano la propria città. Di questi 15, 13 sono degli evasori totali, non sono censiti, perché ho fatto un lavoro certosino di controllo incrociato con l'ufficio tributi. Quindi 13 di questi sono degli evasori totali. Gli altri 2, nonostante sono censiti, si trovano tra questi che non vogliono rispettare l'ambiente e non vogliono effettuare la differenziata. È un lavoro che continuerà, sarà straordinario poi avere l'esito di tutte e 50 le fototrappole installate ad Agrigento. E un'ultima cosa che vi voglio dire: ho già dato mandato agli uffici per attivarsi per la procedura del sequestro del mezzo per quanto riguarda il cittadino, oppure per i titolari di imprese, quindi con partita IVA, ci saranno anche delle sanzioni penali. La tecnologia ormai ha fatto passi da gigante, ormai riusciamo a sapere e a ottenere tutto, quindi io vi prego, per favore, cercate di evitare di sporcare la vostra città, la nostra città, cerchiamo di amare l'ambiente in cui viviamo. Scuola e politica insieme per rinsaldare il rapporto istruzione-ente locale in un'ottica di equilibrio democratico tra autonomia scolastica e crescita del senso civico. Presente in videoconferenza anche l'ex ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni. L'incontro è stato fortemente voluto dal commissario della provincia, oggi libero consorzio, Raffaele Sanso, e dall'ASAEL. Vediamo.
L'ASAEL, l'Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, in tandem con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha organizzato un convegno sul tema Rapporto scuola-ente locale. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Comune di Agrigento e del Consorzio Universitario Empedocle. Si pone l'obiettivo di assecondare un processo di crescita del senso civico nelle nuove generazioni, favorire autentici patti educativi di comunità attraverso un ruolo sinergico degli enti locali con la scuola. Ministro, le chiedo un intervento. Lei stamani partecipa a questo convegno che parte da Agrigento ed ha un obiettivo ambizioso, quello di ridisegnare i rapporti tra il mondo della scuola e quello degli enti locali. È un convegno a cui ho voluto essere sul gentile invito del mio fraterno amico professor Sanzo, perché ritengo che in questo binomio enti locali, autonomie locali e scuola si celi un orizzonte importante per il futuro della nostra scuola. Noi siamo orgogliosi come scuola italiana della nostra autonomia scolastica. Ecco, una è l'autonomia scolastica, una è l'autonomia locale. Noi italiani, uomini e donne, siamo attaccati al nostro comune. Prima ancora che sentirci europei, cittadini del mondo, italiani, ci sentiamo figli della nostra terra, del comune di Viterbo, di Agrigento, di Palermo, di Enna, e questa sentirsi figli della propria terra c'è il senso di identità e di appartenenza. Ecco, le autonomie scolastiche hanno la necessità che le famiglie, i docenti e soprattutto gli alunni riscoprano il valore dell'appartenenza alla propria scuola, perché il sapere è inevitabilmente la formazione dei loro figli, frutto di quell'incontro che c'è all'interno di quella scuola, di quel comune, di quella via tra il docente e lo studente. Noi possiamo fare i programmi ministeriali, le circolari, i curricula, possiamo fare tutto, ma sono le cornici entro i quali i nostri figli si formeranno, ma la loro formazione e il loro sapere sarà figlio di quell'incontro e di quel quadro che si genererà all'interno di quell'autonomia scolastica. Ma il rapporto tra scuola e autonomia locale e comune è fondamentale anche per il senso di appartenenza alla Repubblica Italiana. Questo è l'obiettivo che l'ASEL si è prefissa da un po' di tempo, per il semplice fatto che si parte dalla constatazione che la creazione della classe dirigente è un ruolo fondamentale affinché ci sia un buono, ottimale e sufficiente governo dei territori. Amministrare una pubblica istituzione comporta il fatto di avere un substrato culturale. In questa direzione noi chiediamo alle istituzioni scolastiche di svolgere questo ruolo. E infatti sin dal fatto che nel 2019 la Regione Siciliana abbia emanato la legge 10 sul diritto allo studio, in quell'ambito è contenuto, ripreso questo concetto, che è il concetto dell'educazione civica, che da tempo mancava nell'ambito delle discipline scolastiche. Quindi noi vorremmo collegarci con le istituzioni scolastiche per formare questa classe dirigente, per dare un contributo alla creazione del nuovo governo dei nostri territori. Il convegno di oggi vuole essere anche un richiamo al mondo della scuola, al mondo delle istituzioni locali soprattutto, affinché ci sia questo rapporto scuola-ente locale, ciascuno con i propri compiti che sono stabiliti per legge, la scuola dal punto di vista didattico, l'ente locale dal punto di vista dei supporti per il funzionamento delle strutture scolastiche. Il tutto rivolto alla creazione della nuova classe dirigente per una società che sia basata sul principio della competenza nella gestione delle pubbliche istituzioni. A questa associazione, parlando intanto al suo interno e anche al suo esterno, vuole mettere a fuoco il ruolo, il compito che devono avere, che hanno, che possono avere e che dovranno avere i comuni e le province per quanto riguarda il migliore funzionamento del servizio scolastico
nazionale. Certo è che la scuola, che ha tanto bisogno di aiuto, non è che può bastare questo aiuto, l'aiuto del comune o della provincia, ma questo si valuta già essere un contributo assai importante perché la scuola funziona al meglio. È chiaro che poi ci vuole una buona attività di docenza, ci vuole lo Stato che deve fare la sua parte, ci vogliono i programmi, ci vuole l'organizzazione propriamente didattica, vabbè, con questo nessuno lo esclude, ma ci vuole anche un bel contributo da parte dei comuni e delle province. Questa iniziativa che parte dall'ASAEL vuole appunto rilanciare il patto che ci deve essere fra gli enti locali e le scuole autonome. Gli enti locali non sono solo erogatori di servizi, ma devono essere investiti e coinvolti in una progettazione territoriale della didattica, dell'educazione, di un progetto formativo globale, perché tutta la città educa il filo d'erba, educa il mattone, educa tutta la gestione e l'organizzazione della città. Gli insegnanti sono chiaramente gli artigiani dell'educazione che vanno supportati da una politica consapevole, perché troppo spesso la politica comunque si limita anche a volte fare anche degli slogan, a constatare che il patto educativo non funziona. Ecco, ci vuole rinsaldare un'alleanza forte fra il personale della scuola, i dirigenti scolastici, la scuola tutta e gli enti locali. Assolutamente importante, perché noi sappiamo che tradizionalmente l'Italia è un paese che investe poco nelle politiche educative rispetto alla media dei paesi europei, e questo è la causa del basso livello delle competenze dei nostri studenti e al tempo stesso l'alto livello di dispersione scolastica sia implicita che esplicita. Quindi è assolutamente indispensabile un rapporto fattivo e concreto tra gli enti locali e la scuola per dare più servizi in termini per esempio di presenza medica all'interno della scuola. Penso per esempio alla figura del logopedista piuttosto che dello psicologo, dello psicomotricista, del neuropsichiatra, che sono fondamentali per alleviare un po' quelle che sono le problematiche afferenti alla fragilità, alla disabilità, e quindi creare davvero una scuola inclusiva. Ma poi abbiamo un altro grosso problema che colpisce principalmente gli istituti superiori, ed è la mancanza di strutture. Andrebbe certamente riqualificato tutto il patrimonio edilizio scolastico, perché vi sono aree dove appunto molte strutture sono fatiscenti, quindi questo è fondamentale, per cui a questo punto è fondamentale quello che da qui a qualche mese potrà avvenire, cioè la presenza di nuove opportunità che arrivano dall'Europa per determinare delle politiche innovative che vedano insieme gli enti locali e la scuola per coprogettare appunto iniziative fondamentali per lo sviluppo della comunità educante. Maxi sbarco durante la notte a Lampedusa, dove dopo il soccorso in area SAR da parte della Guardia Costiera sono giunte 114 persone su una lancia di legno di 10 metri partita dalla Libia. C'erano anche 10 donne ed 8 minori che hanno dichiarato di essere originari di Eritrea, Etiopia, Ghana, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria ed Egitto. I migranti, stando alle loro dichiarazioni, hanno pagato un prezzo che varia dai 3 ai 4.000 euro a testa per la traversata. Angela Galvano aderisce alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Oggi la conferenza stampa ad Agrigento nella sede del partito al Villaggio Mosè. L'avvocato agrigentino Angela Galvano, con un trascorso da consigliere comunale e presidente provinciale Arci, è stata candidata a sindaco nelle liste di sinistra alle ultime amministrative in città, non ottenendo l'affermazione che forse si aspettava, ma soprattutto rimasta fuori dal Consiglio Comunale a causa della soglia di sbarramento. Vediamo. E raggiungiamo in provincia di Agrigento quota 102 consiglieri comunali. Avere 102 consiglieri comunali è sicuramente un traguardo importante, ma per questa segreteria, per quella di Ribera e probabilmente anche per quella di Licata prossima, è un impegno importante. Il segreto qual è? Così lo dite. Il primo segreto è solo noi abbiamo un leader che si chiama Totò Cuffaro e gli altri non c'è.
cui io personalmente, ma tutti i miei amici, siamo orgogliosi, fedeli e devoti amici del Presidente Cuffaro. Mi viene facilissimo, perché qui potrò esprimerli nel miglior modo possibile, potendo anche esprimere i miei principi e valori cattolici pienamente. Io credo tantissimo nelle tematiche delle politiche sociali e della famiglia, e lo sanno tutti che sono i miei temi fondamentali che rappresentano i pilastri della mia formazione culturale, sociale e politica. E la Democrazia Cristiana intende porre l'accento su questi temi, e quindi chi meglio di questa casa può accogliermi e accogliermi con l'affetto che voi mi avete dimostrato sin dall'inizio. E il grazie particolare lo devo rivolgere assolutamente al Presidente Cuffaro, perché a lui va il merito di aver acceso in me la speranza di poter, tu lo dici spesso nei tuoi interventi, la speranza di abbracciare un sogno. C'è un sogno che tutti gli agrigentini hanno ed è quello dell'aeroporto. Ma io faccio il mio quotidiano impegno in politica parlando di sogni. Quindi immaginate se non coltivo questo sogno, lo coltivo da tanto, sin da quando da Presidente Regione avevo all'allora insieme Presidente della Provincia messo in piedi la società che si sarebbe dovuto occupare dell'aeroporto e se n'era occupata, avevamo già cominciato a lavorare. Poi abbiamo incontrato gli ostacoli tecnici del tempo nell'ANAC nell'ENAC e dell'ENAV del tempo che crearono una serie di ostacoli difficilmente sormontabili. Sognare è la cosa più importante perché i sogni aiutano a camminare, aiutano a darti la possibilità di fare passi avanti, però dobbiamo avere la consapevolezza che sarà una battaglia complicata, difficile, che ha bisogno di essere tenuta insieme non soltanto dalla nostra voglia di avere l'aeroporto, della nostra speranza di realizzarlo, ma anche dai numeri che tengano in piedi un progetto economicamente sostenibile. Quindi lavoriamo sotto questo punto di vista, coltivando i sogni, ma lavoriamo perché i sogni si possano realizzare serenamente senza fare grandi fughe che poi potrebbero illudere le persone. Ma la Democrazia Cristiana cresce ogni giorno di più. Ormai negli ultimi 6 mesi il mio tempo è dedicato ad accogliere le persone che chiedono di far parte della famiglia della Democrazia Cristiana. Oggi è un esempio, ma ce n'è quotidianamente. Io vengo da Messina dove ci sono consiglieri comunali che hanno aderito ieri, domani aderiscono altri a Siracusa. C'è una grande voglia di tornare a stare in un partito dove innanzitutto c'è una storia, un'idea, una cultura, un'ispirazione che è quella cristiana e soprattutto un ideale che è quello legato ai principi della dottrina sociale della Chiesa. È un partito in crescita esponenziale, se votassimo oggi per le regionali svincolati da quello che è stato il condizionamento nazionale, la Democrazia Cristiana avrebbe sicuramente un risultato che andrebbe oltre il 15%, che è il risultato che stiamo riscontrando dovunque si sia votato, a Licata, a Catania, a Modica. Io stasera chiuderò la campagna elettorale ad Aci Sant'Antonio, che è un comune dove si vota con la proporzionale, dove un sindaco democristiano è al ballottaggio e speriamo di vincere. Quindi c'è tanta attesa che noi stiamo portando avanti e tanta voglia di contribuire a portare a questa terra quel che serve perché possa crescere, perché possa progredire e perché possa essere ogni più, sempre con più tempo, dare la disponibilità alle persone che vogliono rimanere qui piuttosto che andare fuori a lavorare. Abbiamo bisogno di tutti, anche del vostro aiuto. Endocrinologi a confronto ad Agrigento sugli aspetti fisiopatologici, clinici e terapia. L'evento è organizzato da Omnia Congress. Arturo Cantella. Quinto appuntamento con l'endocrinologia, un convegno che ormai è diventato un must per la nostra città e che vede diversi colleghi, insomma, del mondo della medicina a confronto oggi. Ecco, ma parliamo dei traguardi che si sono raggiunti in quest'ultimo anno?
Allora, innanzitutto noi siamo veramente contenti di essere qua per il quinto anno ed avere l'opportunità di avere tanti relatori di spessore elevato che relazioneranno sulle patologie metaboliche, quindi sull'obesità, sul diabete, ma anche sulle patologie sessuali, le patologie andrologiche. È un convegno rivolto ad esperti ma anche medici di medicina generale, perché oramai il confronto con il collega di medicina generale è sempre continuo e quotidiano. Nell'ultimo anno, ma è ancora a venire, ci sono tante novità in termini di approccio farmacologico al diabete e anche all'obesità, che ci porteranno sempre di più a concretizzare questo tipo di rapporto di relazione con tra specialisti e medici di medicina generale. Però dico, si sono fatti passi avanti, no? Da un punto di vista terapeutico in quest'ultimo periodo? Assolutamente sì. In questo momento c'è il boom, diciamo, delle terapie per perdere peso, se ne parla tanto. L'obesità è una patologia che seriamente interessa quasi un siciliano su due tra sovrappeso e obesità, paghiamo intorno al 47%, quindi avere la possibilità di utilizzare delle nuove molecole efficaci sicuramente ci permette di raggiungere dei target che prima obiettivamente erano difficili. Anche nella diabetologia, insomma, assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo dei farmaci oramai, abbiamo la possibilità di utilizzare delle terapie che non sono soltanto rivolte all'abbassamento della glicemia. Oramai il nostro target non è semplicemente abbassare la glicemia, ma fare prevenzione cardiovascolare, fare prevenzione cardiorenale, e quindi anche là si concretizza un rapporto stretto di collaborazione con i colleghi nefrologi piuttosto che con i cardiologi, proprio nell'ottenimento di una visione anche olistica del nostro paziente. Negli ultimi anni il mondo del diabete mellito, dell'endocrinopatia, dell'andrologia si è arricchito veramente di moltissime novità in ambito terapeutico, di trattamento farmacologico e non solo, anche di nuove tecnologie che, applicate appunto a queste condizioni, permettono ai pazienti di vivere la loro condizione in una maniera veramente ottimale, migliorando notevolmente la qualità di vita dei pazienti e consentendo loro appunto di non essere più considerati dei malati, ma delle persone che hanno portatori di questa condizione, e che grazie appunto alle nuove terapie farmacologiche e alle nuove tecnologie permette loro di fare una vita diciamo normale, di essere partecipi a tutte le condizioni di vita lavorativa, sportiva e così via, come chi non è portatore di queste condizioni. Ecco, lei che è attento e quotidianamente vive questo lavoro, qual è la situazione nella nostra provincia, giusto per fare un po' un focus dentro la nostra realtà? La nostra provincia è appunto caratterizzata da un'alta percentuale di pazienti portatori di diabete mellito, di condizioni disendocrine, di patologie anche che interessano più peculiarmente l'uomo in ambito andrologico. Per fortuna la risposta che noi medici possiamo dare, grazie anche al supporto delle nostre amministrazioni sanitarie, ci permette appunto di poter dare delle ottime risposte e di permettere ai nostri pazienti di usufruire di quelle che l'attuale progresso ci consente appunto di poter dare loro. Allora, l'endocrinologia rappresenta una delle aree di competenza medica più importanti dal suo punto di vista. È fondamentale perché abbraccia la maggior parte delle cronicità con le quali ci si confronta. L'opportunità che ci viene data oggi di parlare ancora una volta di patologia endocrina ci consente nuovamente di rispostare l'attenzione su alcune delle condizioni cliniche che affliggono la maggior parte della nostra popolazione. Basti pensare al ruolo fondamentale del diabete, della patologia metabolica, dell'osteoporosi, il ruolo dell'endocrinologia nella diagnostica differenziale dell'ipertensione, nella diagnostica della patologia renale cronica e così via. Noi abbiamo di fronte una sfida importante e l'ambito endocrinologico è la risposta che effettivamente il territorio può dare nell'accogliere e nel gestire la complessità della patologia, soprattutto della patologia cronica. Siamo arrivati alla quinta edizione delle giornate agrigentine delle malattie endocrine
Oggi ci saranno tantissimi argomenti che riguardano la diabetologia, che riguardano l'endocrinologia in generale. Passeremo dalle patologie della tiroide sia su base autoimmune sia a componente nodulare che alle malattie endocrine, dove ci sarà un interessantissimo risvolto in relazione alle problematiche che riguardano la sessualità. Un altro momento importante è quello che vedrà discutere su un fenomeno estremamente importante nell'ambito sociale che è l'obesità, sui risvolti dal punto di vista terapeutico e su quelle che sono le opportunità di un corretto inquadramento, di una corretta gestione, in un momento in cui oggi la prevenzione diventa estremamente importante e anche tramite il trattamento dell'obesità possiamo fare prevenzione sulle malattie endocrine. Diciamo che si stanno facendo passi avanti tantissimo, mi riferisco in particolare alla diabetologia, insomma una malattia che purtroppo è sempre in aumento, però insomma i rimedi medici sono a buon punto, con diverse innovazioni anche tecnologiche. Assolutamente sì, sia dal punto di vista terapeutico, oggi nell'ambito del diabete di tipo 2 con le nuove molecole che oggi abbiamo a disposizione e che a brevissimo ci saranno a disposizione per trattare i nostri pazienti, ma anche nell'ambito del diabete di tipo 1 con le tecnologie di cui noi oggi parleremo, con l'utilizzo dei microinfusori, con l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio della glicemia. Oggi possiamo trattare sicuramente al meglio e possiamo risolvere tante problematiche anche nell'ambito della quotidianità, della socialità nei nostri pazienti. Infarto miocardico e morte improvvisa, incontro formativo ad Agrigento promosso da ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, e Confartigianato. Relatori il primario ed il dirigente medico del reparto di cardiologia ed emodinamica dell'ospedale San Giovanni di Dio, rispettivamente Giuseppe Caramanno e Gerlando Pilato. Vediamo. Dottore Caramanno, sempre più spesso ci sono delle morti improvvise di cui sembra apparentemente non ci sia motivo. Ma in genere alla base delle morti improvvise c'è sempre una patologia che può essere misconosciuta. Per quanto riguarda ad esempio i giovani e i bambini, diciamo che le patologie che sottostanno alla morte improvvisa sono completamente diverse rispetto agli adulti, dove la causa principale è rappresentata dalla cardiopatia ischemica e in particolare dall'infarto miocardico. Che cosa si può fare per migliorare il nostro sistema di vita? Ma la prevenzione cardiovascolare è di fondamentale importanza. Se noi riuscissimo a controllare i fattori di rischio che sono tra l'altro alla base dell'aterosclerosi e quindi dell'infarto, sicuramente potremmo ridurre l'incidenza di infarto e di ictus in maniera considerevole. Le malattie cardiovascolari ad esempio in Italia mietono 230.000 vittime ogni anno e basti pensare che ad esempio le morti improvvise legate all'infarto sono 120.000 e di queste circa 20.000 non arrivano, questi pazienti non arrivano neanche in ospedale. A noi il compito di parlare in questo pomeriggio di due grandi temi che sono l'infarto miocardico e la morte improvvisa, che è una delle cause di morte durante l'infarto miocardico. Quando arriva un paziente in ospedale con infarto del miocardio, intanto si fa la diagnosi si fa con l'elettrocardiogramma, addirittura ora grazie alla rete STEMI si fa nell'ambulanza, e una volta fatta la diagnosi di infarto del miocardio ci si precipita in sala di emodinamica, perché ogni minuto che si perde muscolo cardiaco con l'obiettivo di andare a riaprire quell'arteria che è sede di occlusione, di trombosi, e che determina in quel momento una sofferenza del cuore che può determinare la necrosi completa di quella parte di cuore, con delle conseguenze sia a breve che a medio che a lungo termine che possono in qualche modo inficiare in senso negativo la vita di quel soggetto. Perché organizzare un evento di questo tipo? Ma da Presidente provinciale dell'ANAPA, che è l'associazione che raggruppa gli anziani e pensionati, ho ritenuto opportuno che a una certa età conoscere il problema del nostro cuore in realtà è molto importante, e questo è uno dei tanti incontri che abbiamo già iniziato e continueremo a fare, sempre per dare una mano d'aiuto a persone mature. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Il ponte sullo stretto di Messina si appresta a diventare realtà. La CISL condivide il progetto. Dello stesso avviso Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, che ribadisce: abbiamo nelle mani un'occasione storica. Vediamo. Per noi rimane una straordinaria, grande opportunità di crescita, di sviluppo, di coesione da cogliere positivamente e da inserire in una strategia complessiva di investimenti infrastrutturali in Sicilia e in Calabria. La realizzazione dell'opera porterà tanta occupazione, si stima in 100.000 nuovi posti di lavoro, che è una grande risposta al bisogno di occupazione di queste due regioni. Ecco perché pensiamo che l'opera va sostenuta, perché consente continuità territoriale alla Sicilia collegandosi con il continente, ma è una straordinaria opportunità per collegare l'intero Paese all'Europa, facendogli giocare da protagonista un ruolo importante nel Mediterraneo. Una giornata importante, discuteremo, siamo ospiti della CISL che condivide questo importante progetto e di questo naturalmente ci fa molto piacere. Discuteremo, ma ormai siamo alla prova dei conti, alla prova dei fatti. Il ponte comincia a diventare una realtà, si cominciano a intravedere i passi. Oggi vi sarà un'importante riunione della società Ponte sullo Stretto, dell'Assemblea, che darà luogo alla nomina della governance di questa società, quindi avremo un consiglio di amministrazione, un collegio dei revisori, si va avanti speditamente nella commissione di essere la parte giusta. Il ministro Salvini ha le idee molto chiare, anche il Presidente del Consiglio è fermamente determinato in questa opera, sono certo che anche l'Europa farà la propria parte e nello stesso tempo anche l'opera possa essere in parte finanziata dai proventi degli attraversamenti. Si sa il finanziamento su per giù di quanto potrebbe... No, il ponte costa intorno ai 15 miliardi, poi sarà una questione del governo individuare l'entità dei finanziamenti o l'entità dei ricavi provenienti dal transito, al costo dei transiti. Il ponte è un'opera territoriale in realtà perché la forte volontà di questo governo, a seguito di numerose battaglie parlamentari anche quando stavamo all'opposizione del centrodestra, ha portato a un decreto convertito in legge qualche giorno fa dalla Camera e dal Senato che riavvierà l'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Per la nostra città è un momento di grandissimo rilancio e quindi per quanto mi riguarda è un giorno di festa anche questo. Fuori la protesta dei No Ponte, non c'è modo di trovare un punto di incontro con chi comunque da anni contesta la realizzazione di questa infrastruttura, mettendo in evidenza, lo hanno detto fino a poco fa, che in Sicilia mancano tante altre cose che sono prioritarie dal loro punto di vista rispetto al ponte? Il Ministro Salvini in aula ha fatto un elenco di tutti gli investimenti che contestualmente verranno fatti sia in Sicilia che in Calabria per realizzare tutte le altre infrastrutture connesse. Il ponte rappresenta un acceleratore per le altre infrastrutture che obiettivamente in Sicilia e Calabria sono fatiscenti. Le proteste purtroppo sono il frutto di un pregiudizio ideologico storico che ha in passato sabotato la realizzazione del ponte. È frutto anche di, permettetemi il termine, di un po' di ignoranza, perché nessuna opportunità come questa per noi può essere determinante per il rilancio dell'economia del nostro territorio, quindi è veramente inaccettabile e da messinese sono molto dispiaciuta che ci siano messinesi qua fuori, la trovo una cosa insopportabile veramente, lo dico con molta sincerità, un'occasione straordinaria per noi, unica, quindi veramente non la comprendo. I panificatori di Agrigento potranno rimanere aperti anche la domenica a partire dal 12 giugno fino al prossimo 30 settembre. A comunicarlo il Comune della Città dei Templi con un avviso sul sito online. Lo stop alla panificazione di domenica era arrivato nel 2020 con un decreto dell'assessorato alle attività produttive. Adesso arriva la possibilità di aprire le saracinesche per i commercianti che lo vorranno. Barcellona Pozzo di Gotto ha ricordato il suo eroe, il maggiore Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan l'8 giugno del 2013 durante la missione di pace dell'ONU in Medio Oriente. Vediamo. Schieramento ATT!
L'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricordato Giuseppe La Rosa, maggiore del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, medaglia d'oro al valore militare, ucciso a Farah, in Afghanistan. Era l'8 giugno del 2013 quando il maggiore La Rosa, con gesto eroico, perse la vita salvando i suoi commilitoni. Il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, anche a nome della Giunta Municipale, dei consiglieri comunali e di tutta la cittadinanza, lo hanno ricordato e onorato deponendo nel giorno del 10° anniversario un omaggio floreale ai piedi della stele all'ingresso del Parco Maggiore La Rosa, a lui dedicato. Ci ritroviamo ogni anno a ricordare il maggiore Giuseppe La Rosa, maggiore dei Bersaglieri. Questa però è una celebrazione importante. Ricorre oggi il 10° anniversario dalla sua morte, avvenuta l'8 giugno 2013, e noi vogliamo ancora una volta e ancora di più ricordare il gesto di immensa generosità, quel gesto eroico che il maggiore Giuseppe La Rosa ha fatto, frapponendo il suo stesso corpo per salvare la vita ai suoi commilitoni. La famiglia ha voluto poco fa dedicare una messa in onore del maggiore Giuseppe La Rosa presso la chiesa di San Francesco di Paola, alla presenza dei bersaglieri. Abbiamo ascoltato la fanfara dei bersaglieri, sia lì che al cimitero e anche qui. Inno nazionale. Esercitazione interforze ieri a Porto Empedocle, il servizio di Giuseppe Moscato. 2 pescherecci con 10 persone a bordo ciascuno, al rientro verso Porto Empedocle dopo una battuta di pesca a circa 10 miglia dalla costa di Licata, entrano in collisione. Uno affonda nel giro di qualche minuto, l'altro imbarca acqua a causa di una falla. Viene lanciato il Mayday per chiedere soccorso. Inizia così l'esercitazione denominata SEA Subsarex 2023, coordinata dalla Guardia Costiera con il coinvolgimento di altri enti. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che ha raccolto la richiesta di soccorso, dispone subito l'invio sul luogo della collisione di una motovedetta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, in quanto più vicina al luogo del sinistro. Il secondo motopesca comunica intanto che l'utilizzo delle pompe di sentina azionate per cercare di svuotare la sala macchine dall'acqua non sta dando risultati apprezzabili e c'è il concreto pericolo di affondamento. Per quanto riguarda l'equipaggio del motopescareccio affondato, si procede inizialmente al recupero dei naufraghi che, gettandosi in mare, si sono concentrati in un gruppo al fine di attirare l'attenzione dei soccorritori. Pressoché simultaneamente si inizia la ricerca dei dispersi, che viene condotta con l'ausilio di un elicottero e anche con mezzi navali, tra cui una motovedetta della Guardia di Finanza, inviati nell'area di interesse dal secondo MRSC di Palermo, Maritime Rescue Subcenter, che nel frattempo ha assunto il coordinamento delle operazioni. Le motovedette SAR della Guardia Costiera e l'unità della Guardia di Finanza, arrivate sul luogo della collisione con non poche difficoltà, recuperano tutti i naufraghi che vengono portati in porto ed affidati alle cure mediche dei sanitari in un PMA, posto medico avanzato, allestito a cura della Protezione Civile con la presenza di personale del 118. L'esercitazione, ha detto il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Vendriglia, ha confermato la grande efficienza operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle e la non comune capacità di coordinamento del 12° MRSC, il cui intervento si è rivelato decisivo ai fini del buon esito dei soccorsi. Ad Agrigento, al Giardino Botanico, è stato presentato ieri l'evento ambientale intitolato Terra fritta, siamo tutti nella stessa padella. L'iniziativa è promossa e sostenuta dalla provincia, Legambiente, Sosia Comunicazione e Liceo Politi. Vediamo.
importante per Agrigento l'iniziativa che la scuola e il Politi è riuscito a realizzare, qui complimenti alla preside, ai docenti ma anche ai discenti. È un percorso virtuale incentrato sulle uova, dall'uovo come unica cellula vitale fino all'uovo fritto, che può essere inteso come la morte dell'uovo, quindi la morte della vita, oppure anche come una metamorfosi di un futuro migliore. Il tema è ambiente e cultura, i ragazzi hanno presentato i vari percorsi, hanno dimostrato come si fa per rispettare l'ambiente. Penso che sia un'iniziativa lodevole e che sia ad esempio a tutti noi adulti. Il commissario della provincia, il dottor Raffaele Sanzo, ha accolto con piacere questa iniziativa all'interno del giardino botanico, perché si sposava bene un aspetto naturalistico quale questo splendido giardino abbarbicato in questo costone tufaceo con un progetto ambientale, quello portato all'Istituto Politi. Quindi abbiamo con piacere accolto questi divulgatori scientifici, artistico-scientifici, che hanno realizzato queste opere per divulgare e conoscere meglio le problematiche ambientali del nostro territorio e in generale del pianeta. Abbiamo proposto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane e Politi di Agrigento un progetto di comunicazione ambientale attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea, dell'arte visiva e della performance artistica, grazie alle opere dell'artista Salvatore Camilleri. È stato un percorso intenso, interessante, dove i protagonisti assoluti sono stati i ragazzi e le ragazze, che hanno centrato l'urgenza che questo tempo vive, che è quello di salvare il pianeta, se vogliamo salvare noi stessi. Quindi grande merito alla loro sensibilità e al lavoro e all'impegno che hanno messo in questo percorso di narrazione attraverso l'arte e lo storytelling. Ci troviamo qua all'Orto Botanico di Agrigento per questa iniziativa dal titolo Terra Fritta. È un'iniziativa tra racconto, storytelling e arte visiva. E io sono qui in quanto autore di poi tutto quello che a sviluppare il progetto insieme ai ragazzi della scuola. Sono tutta una serie di installazioni e arte performativa di partecipazione. I ragazzi hanno risposto bene, si sono molto divertiti, sia chi ha partecipato al progetto ma anche chi ha partecipato con la scuola. Oggi inauguriamo la mostra Terra Fritta ed è collegata a un progetto di PCTO che la Lega Ambiente Agrigento e Sosia Comunicazione hanno svolto quest'anno all'interno di due classi del liceo socio-psicopedagogico Politi di Agrigento, è legato ai temi del cambiamento climatico, che sono stati coniugati con un'espressione artistica dell'artista visivo Salvatore Camilleri, che lavora appunto sulle uova, e quindi il tema è quello che se non lavoriamo sodo per contrastare i cambiamenti climatici noi siamo fritti, quindi tutte le installazioni sono legate alle uova fritte. È una giornata di grande divertimento, ma è soprattutto una giornata in cui si comunica in maniera diversa che bisogna cambiare gli stili di vita, cambiare il modo di alimentarsi, cambiare il modo di utilizzare l'energia, non più fonti fossili, perché abbiamo bisogno di ridurre a zero entro il 2050 le emissioni in atmosfera di gas climalteranti, l'anidride carbonica e il metano. Noi siamo i DAS e in quanto DAS, appunto divulgatori artistico-scientifici, siamo proprio qui oggi per riuscire a sensibilizzare la popolazione riguardo alla tematica ambientale, che infatti comunicare per salvaguardare l'ambiente è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e in particolare l'obiettivo numero 12, in maniera tale che comunque la popolazione sia cosciente di quello che accade dopo che loro compiono le loro azioni e di conseguenza possono cercare di prevenire ogni possibile conseguenza. Dopo 3 anni tornano le mostre alla FAM Gallery di Agrigento. Marilina Marchica presenta Lo spazio fragile, 15 opere monocromi su carta. Vediamo. È stata un'iniziativa, tra l'altro, che abbiamo condiviso con un artista che ha già esposto qui da noi alcuni anni fa, e con la collaborazione con la curatela scientifica di Cristina Costanzo e del professore Giuseppe Frazzetto. Questo ci ha consentito di riaprire
una manifestazione di arte contemporanea che non è facilissima da diffondere nel nostro contesto sociale e culturale, però noi crediamo tantissimo nell'arte contemporanea intesa come un linguaggio che si pone oggi in un contesto anche, se vogliamo, tra guerre, tra pandemie, tra situazioni climatiche estremamente difficili, e così come è successo nel dopoguerra, fare paesaggi, fare ritratti oppure fare delle marine non è veramente nella cifra descrittiva degli artisti. Gli artisti cercano di esprimersi attraverso un linguaggio che è un linguaggio astratto, a volte informale, a volte un linguaggio materico, e poi sta a noi cercare da un punto di vista pedagogico, attraverso appunto gli scritti, i saggi critici degli storici dell'arte, cercare di fare intendere a tutti quelli che ci vengono a visitare non solo l'opera d'arte in quanto tale, ma il nesso, il contesto, il significato in un presente urbano e multimediale che tutti quanti noi sappiamo ci sfugge dalle mani ogni giorno. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una sequela, un progetto scientifico che andrà avanti. Fam Gallery cercherà comunque di incardinarsi nei progetti generali che ad Agrigento già stanno prendendo piede per le manifestazioni correlate alla manifestazione di Agrigento Città della Cultura. Abbiamo anche iniziato a collaborare con alcuni enti, tra cui l'Ente Parco Valle dei Templi, la Fondazione Serie di Gibellina e sempre comunque il Comune di Agrigento. Cercheremo in tutti i modi di dare il nostro contributo, anche perché Agrigento è una città splendida, ma dal punto di vista delle direzioni artistiche nei vari contesti è estremamente carente. È la seconda persona di Marilina Martica alla Fam Gallery e abbiamo deciso di fare una riflessione su uno snodo importante della sua ricerca, che praticamente l'artista ha sviluppato dal 2021 ad oggi, dal lockdown ad oggi, e questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di parlare di fragilità. La fragilità per l'artista è un valore da riscoprire, da indagare e intorno al quale sviluppare delle riflessioni in maniera inedita, in maniera originale e anche in modo particolarmente attuale. Lo spazio fragile è quindi la volontà dell'artista di riflettere su tutte queste tematiche. L'artista ha iniziato a lavorare facendo una ricerca sul paesaggio, quindi la poetica dei luoghi è fondamentale nella sua ricerca. Le opere in mostra sono prevalentemente paesaggi, con un'apertura nelle opere del 2023 sulla tematica del frammento. Il frammento è un'altra tipologia di paesaggio, ma è anche una tipologia esistenziale del nostro tempo, quindi il frammento è un segmento del paesaggio e l'artista riflette sulle tracce che l'individuo lascia ogni giorno sul paesaggio e c'è un rapporto di reciprocità, quindi il rapporto dell'artista con la natura è antichissimo, ma in questo caso viene riletto, rivisitato e reimmaginato in chiave contemporanea. Allora, rappresenta la relazione che intercorre tra l'uomo e la natura e gli effetti che l'uomo lascia sulla natura, quindi ognuno di noi sul paesaggio e nel luogo in cui vive lascia delle tracce. Attraverso questi lavori cerco di evidenziare queste tracce e il mutamento del paesaggio nel tempo. Lo spazio fragile nasce in concomitanza al lavoro sui frammenti, iniziato a Poggio Reale Antica, con un libro d'artista che prende appunto il nome di Frammenti, per il progetto di Visione Obliqua curato da Cristina Costanzo. Penso che ognuno di noi ha una relazione intima con il proprio luogo di origine o il luogo in cui vive. Un po' questi lavori raccontano questo. Marilina ha lavorato con Cristina nella predisposizione di una bellissima iniziativa che ha coinvolto una ventina di artisti che hanno lavorato per Gibellina e per la Valle del Belice e che hanno incrementato le opere della Fondazione. Quindi c'è un legame profondo che peraltro io mi auguro che si intensificherà ulteriormente, perché per lei c'è la prospettiva di una residenza d'artista nel corso dell'anno prossimo,
come facciamo sempre per i giovani artisti ai quali consentiamo di venire lì, di fare le loro opere, di lasciare una parte per il patrimonio della fondazione e quindi di valorizzare insieme per le loro prospettive. La squadra di calcio dell'Associazione Sportiva Ingegneri di Agrigento partecipa al campionato nazionale di calcio degli ordini e degli ingegneri d'Italia che si svolge a Catania da oggi 9 giugno all'11 giugno. Obiettivo: esaltare il valore dello sport e favorire in primis l'aggregazione e il confronto fra colleghi di differenti aree territoriali nazionali. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.